Sindaco Luciano Fregonese, l'importanza per il Comune di Valdobbiadene di avere strutture come questa che inauguriamo oggi. Sì, l'importanza è grande. Questa struttura era fortemente voluta dai cittadini di Santo Stefano, ma non solo. Con la parrocchia, con la collaborazione di molti volontari, degli alpini in primis, è riuscita con un grande sforzo anche economico a realizzare questo campetto da calcio e un piccolo parco giochi qui a Santo Stefano, proprio in centro a Santo Stefano. È grande l'importanza perché è un punto di ritrovo per i giovani, ma non solo per i giovani, ne abbiamo sempre più bisogno, è sempre difficile realizzare queste opere, ma brava la comunità Santo Stefano che è riuscita in questo obiettivo importante. Il Comune di Valdobbiadene ha sostenuto e sostiene opere come questa? Beh, certamente, per ora l'intervento del Comune è minimo, ci siamo limitati a realizzare il nuovo guardrail sulla strada principale per la messa in sicurezza. L'accordo che ci lega con la parrocchia di Santo Stefano prevede anche il completamento dell'illuminazione pubblica lungo la strada, cosa che faremo nei prossimi mesi, l'abbiamo già previsto a bilancio, non appena troveremo le risorse completeremo questi lavori. Stiamo anche cercando, con la collaborazione di alcune aziende locali, di acquistare dei giochi per i bambini proprio per completare questo parco. Parroco di Santo Stefano, Don Antonio, che cosa spera per questa struttura? Beh, io spero che sia valorizzata, sia usata, ecco, tutti i giorni, se possibile dai bambini, dai ragazzi, dalle famiglie, dai giovani di Santo Stefano e non solo. Ecco, e che le famiglie e le comunità si prendano cura di questo ambiente e lo mantengano nel tempo bello, accogliente, ecco come è in questo momento dell'inaugurazione. Ecco, questo mi auguro. È soddisfatto della collaborazione che ha avuto dai cittadini e dalle associazioni? Sì, molto, moltissimo. La risposta è stata molto generosa, non solo per quest'opera, come dicevo prima nell'omelia durante la messa, non solo per quest'opera, ma anche per tutte le opere che la parrocchia ha visto realizzarsi nell'arco di questi ultimi decenni. Ecco, Santo Stefano è una comunità che risponde bene, generosamente.